Marco Baldinetti, siamo a metà della stagione, alla fine dell'anno solare, alla fine il gruppo, nonostante le difficoltà anche sotto la sua guida, è riuscito ad andare proprio oltre le difficoltà strutturali, le difficoltà di infortuni, di tanti impegni, un calendario molto fitto. Si può parlare di bicchiere mezzo pieno? No, io penso che sia bicchiere molto pieno, perché sinceramente all'inizio dell'anno nessuno avrebbe ipotizzato, anche il più ottimista, che noi saremmo stati quinti, che avessimo fatto un campionato di grande livello come abbiamo fatto. Mi ricordo che a parte la partita di Salerno, che abbiamo perso per motivi secondo me extrapallanuotistici, con decisioni arbitrali veramente singolari e dubbie. Noi abbiamo perso solo con Recco, Savona e Brescia, e col Brescia eravamo senza i due americani, poi siamo andati a vincere a Trieste, siamo andati a vincere a Napoli, siamo andati a vincere a Quinto, siamo andati a vincere, insomma abbiamo pareggiato a Siracusa, quindi insomma direi che è stato un campionato eccellente, veramente non mi aspettavo, come dicevo prima, con tutte le difficoltà che ogni anno ci sono e che ogni anno ritornano ancora di più, tra cui la piscina, non abbiamo spazi acqua adeguati, siamo costretti a andare 2 volte a settimana a Terrasini, meno male che c'è Terrasini, ma questo poi crea problemi, perché tipo ieri sera siamo andati, c'era un temporale incredibile, quindi non è facile allenarsi. E la cosa ancora più grave secondo me è il pubblico. Noi ormai veramente è una barzelletta, noi giochiamo sempre in campo neutro, per gli avversari è tutto più facile, noi non abbiamo sostegno a parte dei nostri ragazzini che li fanno entrare e che grazie a Dio ci sono, però insomma immaginate se il Palermo Calcio giocasse a porte chiuse tutto il campionato. E ha quasi anticipato la domanda, se tornando all'inizio della preparazione, considerando tutti i problemi del caso, se si aspettava di finire a ridosso della top 4 del campionato, ad un passo dal passaggio della fase a gironi di Len Eurocup, considerando appunto tutto quello che sta succedendo attorno a voi. No, non me lo immaginavo. Io quando appena è uscito il calendario lo faccio un po' sempre, avevo fatto uno schemino con le squadre, le 4 squadre che secondo me con noi si sarebbero giocati il 6° e il 7° posto, e dando alcune partite vincenti, altre perdenti, come Correcco, Savona, Ortigia, bla bla, Trieste, insomma alla fine non eravamo entrati nelle 7 sotto questo mio schedino, ce l'ho ancora a casa, quindi questa è la testimonianza che la squadra si è superata, ha fatto meglio di... Io penso che, guarda, il primo anno abbiamo fatto benissimo, il secondo anche, il terzo anche, ma forse quest'anno anche per il livello, per i cambiamenti che ci sono stati e per tutto, forse è l'anno che abbiamo fatto ancora meglio di tutti. Parliamo ora della seconda parte della stagione, quasi atipica verrebbe da dire, considerando il lungo stop di circa 2 mesi e mezzo. Come si gestisce e soprattutto se in un certo senso può, tra virgolette, giocare a favore di una squadra che comunque ha speso tantissimo fino a pochi giorni fa? Ma sì, io penso che il problema sarà, come hai detto tu, gestire questi 2 mesi, perché oltretutto non saremo al completo, mancheranno i 2 americani, è sempre difficile stare un periodo così lungo. Tu calcola la preparazione quest'estate, abbiamo fatto 2 settimane, perché poi abbiamo iniziato subito a giocare la Coppa Italia, addirittura 10 giorni, perché diciamo che la seconda settimana già siamo andati a giocare la Coppa Italia, e fare 2 mesi obiettivamente sono tantissimi. Dovremmo inventarci qualcosa, magari anche trovare qualche squadra con cui poter giocare, allenarci, perché qui non ne abbiamo, a parte la waterpolo non abbiamo altre squadre a Palermo per poter giocare, e poi sicuramente io su questo sono abbastanza convinto, mi servirà questo periodo per poter svolgere un determinato tipo di lavoro con alcuni giocatori che ho utilizzato meno, vedi Nuzzo, vedi Metodi, vedi anche lo stesso Marini, anche se Marini ha giocato di più, è stato utilizzato di più, specialmente Nuzzo e Metodi, per poter fare tutte le cose che non ho potuto fare in questo periodo veramente intenso. Ecco, quindi quasi un accenno alla domanda conclusiva: cosa chiede Marco Baldinetti al 2024 del Telemer? Al 2024 del Telemer io chiederei un altro anno come questo passato,
dove abbiamo fatto anche l'anno scorso, da gennaio in poi abbiamo fatto un grande campionato arrivando quarti, e io chiedo la stessa cosa, anche se fosse quest'anno sesti, comunque ritornare nelle coppe europee, restare di nuovo nelle coppe europee, penso che sia il massimo per noi, per la società, per tutti noi.